1. Mi dà per la goccia? What's up Grappini? È arrivato il gran giorno. Oggi il Giro d'Italia passerà per Bassano del Grappa e per il Monte Grappa per ben 2 volte. E io sto andando su in bici. Avevano previsto pioggia e al momento c'è il sole. La cosa che non avevo previsto è che ieri sera finisse così. Cominciano ad arrivare gli atleti del Giro. No. Aia! Le 1! È riuscito. Eccolo là, senti come perde aria. Domani Grappa, finalmente una serata tranquilla. Servizio colazione in casa Bragotto. Che schifo che fai. Come non mi aspettavo che arrivasse anche Gruber. Dai, giù a moto, andiamo! Sarà una giornata lunghissima. Se mi seguite su Instagram sapete già tutti i dettagli dell'evento. Ma intanto partiamo con la colazione da Canal. Che entusiasmo ragazzi. Caffè l'abbiamo bevuto. Andiamo a bere un bianchetto. Sì, un'ombra. Ciao! Sei in bomba? Stanno per darmi un megafono. Secondo me non è una grande idea. 1,5 km. Dammi. Sto facendo bordello. Ciao a tutti, partiamo fra 30 secondi. 5 minuti. Simon, mi hanno dato un megafono in mano. Viva la F***! E chi là? Non si dice ragazzi. Volevo dirvi che fra 10, 9, 5, 4, 3, 2 si parte tutti insieme. Buon giro. Andiamo. Ok, sono arrivati. Grandi, bravi, grazie. Ciao belli. Ma perché partiamo tutti insieme se fra 200 metri sono da solo? Io mi fermo qui. Siamo appena partiti, ma siamo quasi arrivati. Che bomba comunque. Non pensavo di aver tirato su così tanta gente la mattina alla colazione. Bravo. Grazie. Quando dici che c'è la figa e invece non c'è, è solo quello, eh. E da qui comincia l'agonia, caro Simo. Robby Bragotto. Dipende se ti devo dei soldi. Solo madonne da qua. Oh, ancora un portone davanti, eh. Basta. Finito. No! A posto ragazzi. Parto, mi scende la catena, ma ci sono. Tutti che impennano, non ho mai imparato. Passi. Basta. 28 tornanti da qua, Albi. Dipende quanto veloci sono. Come quella volta allo Stelvio. Mi ha fatto un po' di casino stamattina. Che fico. Sono già stanchissimo. Ma fai fatica a stare in bilico da come piano. Oh, parla per te. Yo! Boccettino lungo! Boccettino! C'hai i boccettini? No, non c'ho boccettino. Dai, fammi girare con la gamba. Boccettino lungo! Dai, che hai mangiato anche la brioche. C'ho freddo! Staccati, devi soffrire. Siamo circa al quarto tornante. Io già non ne posso più. E dietro di me c'è Fabian che parla della sua prima comunione. Come si fa? Avrà 80 battiti, starà guardando una serie su Netflix. E fu così che arrivò anche la pioggia. Mi mancava uno scatto per il video. Dai che è l'unico che faccio ragazzi. Aspetta che indurisco. Sono pronto, sono carico, vado. Basta. Vedo la croce ragazzi delle madonne. Sento anche la sirena che sta venendo a prendermi. È proprio quella dell'ambulanza. Albi, meno 18 per voi, meno 2 per me. E sto parlando di tornanti ragazzi. Dai Robby. Il mio ciclo computer segna 5 birre. Ieri sera, neanche alle 7 di sera, eravamo a 5 birre. Una tequila quante birre vale? Non lo so. Problema tecnico per Ale Fabian. Aiuto! Volevo filmare che lo sorpassiamo perché non succederà mai più. Aspetta che mi attacco. Sì? Cazzarola. Niente, mi hanno cacciato. Dai, Robby. Non vogliono. È arrivata la pioggia. Doveva arrivare l'acqua per rinfrescare le nostre menti. Ho detto una minchiata, vero? Comincio già a vedere cose che non dovrei vedere. Io speravo di non vedervi almeno oggi. E invece... Col cazzo! Che bello! Da qua in poi ho paura di conoscere tutti. Dove sono qua i ragazzi? Basta! Troppo facile far tutta la salita del Grappa senza neanche bere una birretta. Siamo a metà Robby! Senti che casino! Questa è una gran curva ragazzi. Grazie, ce l'ho dietro! Ciao, salute! Vai! No, ne ho 2! E siamo stati dalla Moretti di piccola alla Tuborg, la media. Prossima da litro, eh? Prima al fustino da 10 litri. Ma è light almeno? Perché a me pesa meno se light. Pesa tantissimo, dovrei berlo. L'antico vaso va portato in salvo. 19esimo tornante, la gamba è ancora buona. Ovviamente scherzavo. Ma non poteva piovere un altro giorno. Faccio finta di andare forte. Sono io! Sono le 10:40 di mattina. Piove che Dio la manda. Però che bello lo spirito del ciclismo. Fa freddo, c'è il temporale. Ma si va su uguale! Lo si fa per lo sport. Giusto Albi? Sta per la mona. Ma soprattutto per l'amore. 22 madonne. Tutte le metto qua. Ragazzi, non mi par vero, abbiamo scavallato. Manca solo il pezzo più duro. Da dopo! Che bello i tifosi! Mancano solo i tornanti più duri, Albi. È qui, su in piedi.
Col cazzo, neanche se mi pagano. Dipende se ti devo dei soldi. Da quanti chilometri è che siete così? 2-3? Merda, bravo. Sono nel pezzo più duro. Ma vedo la figa, vedo la cima. Guarda qua, guarda qua. Ce n'è di birra, ce n'è. Questi chi sa. Qua devo fermarmi. Comunque volevo ringraziarvi perché stamattina da canale eravate tantissimi. Non so quante foto ho fatto. E non so se è un po' per merito mio o perché siate capitati per caso. Però grazie. Di cuore, grazie. Mai più, Ah, chi c'è qua? Non ne posso più. Dai che sei quasi arrivato, mancano solo 500 di dislivello. No. Simon se ne va. Ciao bello, grazie. È stata una serata divertente. Ciao belli, saluti. Il Gruber. Averne di amici così, ve li auguro. Magari non tutti i giorni. Vedi un'ombra! Vedi qualcosa! Vedi qualcosa! Come faccio a dir di no? Sto facendo la cazzata e con voi la bevo. Insieme? Cin! Aspetta, prendo anche un bicchiere. Da solo? Muoio da solo? Cin! Salute, grazie. Salute, viva! Viva! A voi. Ah, buono questo, è tipo... Cos'è? Cioè non lo sapete neanche voi? No. Sapete cosa cago dopo? Beh, quella non dico di no. Piano, vai. Ciao ragazzi, grazie. Dai. Grandissimi. Che bello. Giuro, mi sto emozionando. Sento i tifosi. Dai! Piano che faccio il com così. No, fermati un attimo, ti spingiamo su che facciamo una foto. Dai, facciamola piano. Andiamo piano. Numeri uno. Mitico Roberto. Posso dirvi una roba? Non potevate arrivare a metà? Vai figa. Già ne sta che sono di qua. Sono arrivato. Bellissimo. Bravissimo. Ciao ragazzi. Non ci credo. Alzare le mani perché guardalo lì, è arrivato Roby! Andate in buona tutti quanti! Bellissimo. Però mai più. Magari mi cambio. E voilà! Ok, ci siamo. Volevo farvi sapere una cosa. Ho portato in salvo l'antico vaso. Sono riuscito a portarla su. E chi mi ammazza a me da adesso fino a domani a Roma? Se riesco ad aprirla con una mano. Ah, che bel suono! Come faccio a dirvi di no? Beh, questo qua, sì, ve lo frego uno. Posso? Sì ragazzi, via. Grazie ragazzi. Ci vediamo dopo. Che bello. Ma parliamo dell'Oakley Village. Qui c'è lo stand Oakley, lo stand con le pizze. Qua che sei il casino. Troppo facile salire col sole. Qui ci sono i ragazzi, quelli giusti. A Roby! Bravo! Questo l'ho sentito. Volevo farvi sapere che ho creato dei mostri e che quando si parla di Walter João Paolo Giannini parte solo una roba. No vabbè, c'è un casino già allucinante. Oh ragazza, portaci a buttare. Oh ragazza, portaci a buttare. Al punk? Io non lo so. Ma che minchia ho creato? Che bello! Bellissimo! E come fa? Ale! Non ho mai capito il bicchiere di vetro. Se vuoi essere ancora mio amico, vai a prenderne un'altra. Che per te? Sì. Subito. Scomunicato da Bassano del Grappa. Però se vuoi posso fare un cambio. Verrò una Salute, volta Elisa. ogni 7 anni dopo. Come mai? Bassano è pericolosa. Per te Roby. Ora siamo ancora amici. Salute ragazzi. Bicchiere di vetro e primo passaggio. Sono un re. Qualità. Ma che belle ste bici. Dove sei? Dove sei? Eccolo! Dai! L'uno che fa più. Dai ragazzi! C'è in trio questi però. Tutto molto bello. Però che piccolino che è quello lì. È freddo. Sono 30 gradi. Prosecchino. Veramente meraviglioso. Mangio, adesso mangio. Pogacar è partito al secondo giro del Monte Grappa. Sto cercando di battere il nostro record. Il mio no. 30 all'ora. Ragazzi, sono passati 2 minuti e non c'è nessuno. Che fenomeno. Vado. Incredibile.
Ma ti servono? Ti servono? No, te li do a scuola. Sì, perfetto. Elisa, benvenuta in Veneto. E tornerà, tornerà. Capita per la goccia? A casa mia ti aspetto. Le ruote no. Mi fai assaggiare una borraccia? Buono? Incredibile. È arrivato già. Non ha senso sta roba. Abbiamo finito. Una dichiarazione. Roby, ¿sabes perché Pogacar ha vinto il giro? No. Perché non piace figa, perché non è del Brasil. Perché sennò correva dietro culi. Di più. Che emozione, che figata. Che roba. Robby, dai, ti prendo anche un bicchiere. Dai Robby, dai! Dai Robby! Vai! Ma è stato che la preparare fin su dopo. Sono le tappe per strada il problema. Dai, ti faccio una cosa così. Voglio che impenno? Vai, proviamo. Vai su. No. Non te che ne pensi. Pensavo, ragazzi. Stanotte sai cosa ho fatto? Testati. Dai, su. 2,5, 4 tequile. Sei matta, eh. Mi dormiva Gruber a casa mia. Ah, beh. Non posso più andare in cesso. Posso dirvi una roba? Potevate arrivare a metà? Guarda che te. Vai. Arriva. Robby! Un'altra Robby! Bravo! Visto la grande fatica, volevo reintegrare un attimo i liquidi. Grazie Giulio. L'ultimo sempre è stato fatto. Salute.